Ma io credo che più di qualunque cosa possa dire io o chiunque altro basterebbe far vedere le immagini di com'era e come adesso. Abbiamo dato alla città uno spazio importante grazie all'intervento voluto della regione siciliana, che in qualche modo ha avviato il processo di rigenerazione urbana che noi come amministrazione comunale stiamo seguendo con molta pervicacia, con molta energia e devo dire con uno sforzo probabilmente mai prodotto in precedenza. Quindi questo non è che un ulteriore esempio della restituzione alla città di parte del suo patrimonio, in un contesto sicuramente più arioso, in un contesto più verde. Questi alberi che noi per adesso vediamo a questa altezza, in un paio d'anni essendo Iacaranda dovrebbero svilupparsi per essere uno splendore. C'è ancora qualcosa su cui dobbiamo intervenire, come per esempio la Bambinopoli che c'è da quel lato e per la quale stiamo cercando di individuare delle forme di compartecipazione dei privati attraverso attività di sponsorizzazioni, però tutto questo è il segno di quella città che sta cambiando per dare la dimostrazione di cosa significa il nuovo corso amministrativo, perché se questo lo facciamo per consentire ai catanesi di essere ancora più orgogliosi della loro città, ma nello stesso tempo c'è bisogno anche di un'attività restitutoria che i catanesi devono alla loro città e non a noi amministrazione, attraverso il mantenimento e la cura di queste aziende, perché non si può pensare che il comune, qua dentro per esempio non possono entrare i mezzi, non si può pensare che il comune si possa sobbarcare tutto. Funziona bene qualunque genere di luogo pubblico solo se i cittadini si sentono partecipi della cura, si sentono partecipi della custodia e lo adottano simbolicamente. Noi naturalmente faremo la nostra parte e sono certo che questo bellissimo spazio, questo straordinario edificio che c'è sullo sfondo, indurrà molti catanesi a utilizzarlo come nuova area di partecipazione sociale.